Sono stati anni molto importanti di una trasformazione economica e sociale e quindi anche sindacale molto profonde. Per quanto mi riguarda abbiamo dovuto insieme affrontare il problema in due parti, la prima parte come segretario di Treviso, la seconda parte come segretario di Belluno Treviso. Quindi l'aspetto più importante di questo periodo è stato la possibilità e la decisione di metterci assieme, che peraltro il mettersi assieme è la chiave di interpretazione di tutta la relazione di questo congresso, cioè la capacità di trovare modi e forme di stare assieme e sapendo che è difficile e complicato. Tra Treviso e Belluno ci sono 162 comuni, per dare un'idea, abbiamo 91.000 iscritti, abbiamo un territorio montano da una parte e un territorio più di pianura dall'altra. È stato uno sforzo che però oggi possiamo dire coronato da successo. Non è finita, ma sicuramente oggi ci troviamo a concludere questo percorso nel quale anche il sottoscritto finisce il suo mandato congressuale da segretario generale e passo la mano a chi verrà dopo di me. Le tre parole chiave sono lavoro, ripensare il lavoro. Voi capite benissimo che ci troviamo di fronte a un problema molto grosso. C'è chi perde il lavoro e chi ha il lavoro magari è un lavoro dequalificato, molto precario e difficile, una questione di quantità di posti di lavoro e di qualità del lavoro e del salario. La seconda parola chiave è la partecipazione. Noi siamo dalla parte di chi di fronte ai problemi si tira sulle maniche e non sta a guardare quelli che fanno gli altri o magari dare la colpa delle cose sbagliate che fanno gli altri. La terza è generare valore, che vuol dire che stiamo dalla parte di coloro che seminano, che costruiscono, che hanno bisogno di tempo per far crescere le nuove piantine e non di quelli che vivono di rendita, di quelli che consumano valore. Noi generiamo valore.